Ciao, come vi chiamate? Roberto Cerbasi. Pietro Moti. Anni? 18. 19. Che scuola frequentate? Ragioneria, Giottolino. Liceo scientifico. Siete contenti di frequentare soprattutto se ragioneria? Insomma, alcuni professori non è che mi piacciono molto, il metodo di insegnamento. Non li trovo molto. Cioè, come ha detto lui, ci sono alti e bassi, poi quello è chiaro. Sono dei professori bravi, capaci, altri invece un po' meno. Ma è più un deficit essendo siete professori delle materie o dei programmi? Secondo me anche dei programmi. E poi anche il fatto che queste nuove riforme stanno distruggendo un po' tutto. Anche il fatto dei 6, molti professori, alcuni lo fanno proprio apposta, dire ragazzi state attenti, altri invece lo dicono guarda ragazzi non fa nulla, vi preoccupate, anche se ne avete una sotto passiamo, altri invece ci marciano queste cose. E sul fatto del voto di condotta come è cambiata la situazione? Il voto di condotta è cambiato. No, come è cambiato? E ora probabilmente. Cioè, prima potevi fare un po' più macello, ora ne può fare meno, quello è chiaro. Perché non ti ammettono all'esame. Che un po' Sì. vi ricattano, eh? Sì, Sì, ci se ne quello è approfittano chiaro. un po' di queste cose e chissà che tutto sommato sono interpretazioni poi dei consigli di Io non so classe. gli elastici. Tutto sommato è cambiato poco e nulla. Poi dipende dai vari consigli elastici, giustamente. Un professore del genere Di dove siete voi? San Piero. San Piero tutti e due, sì. E a San Piero come si vive? Ma insomma, un paesino tranquillo, non c'è un granché da fare. Si orbita un po' intorno a Borgo in genere. Al Sì, centro? quindi non. Dato che frequentate oltre a San Piero Borgo, cosa vi piacerebbe ci fosse in più per i giovani? Soprattutto a San Piero, ma anche a Borgo, sì. dato che Che pub in per più a la San scuola. Piero, che posto per i giovani, che ce n'è poco. Sì, ma comunque ora a San Piero stanno un po'. Sì, Non è brutta la situazione secondo me, c'è comunque a San Piero c'è poca partecipazione da parte dei giovani, cioè se Sì. tu aprissi un centro sociale così giovanile a San Piero Non ci verrebbe nessuno. Tre, Invece no. a Borgo. No, aspetta, qualcuno c'è, dai. Sì, so io e te, tu lo sei. Vannini anche, Vannini. fratello entra nella scena. A Borgo invece qualcosa di buono sta venendo fuori, che sia, che si spera continuino a insistere su questo tipo di politica. Un appello per, dato che ci saranno le elezioni tra poco, cosa vorresti, la cosa secondo te che manca? Ma anche di San Piero c'è un'elezione. Che manca con più. Ne sentite più il bisogno del vostro comune, peggio? Cioè, un centro dei giovani in cui si potrebbe trovare, per discuterci, per stare un po' lì il pomeriggio, perché alla fine non solamente bar, c'è sempre Un cinema. un cinema. Un cinema, magari. sì. Qualcosa di più culturale anche, dai, diciamo. Infatti. Buono, grazie ragazzi. Di nada.